ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ραφαele Baltasare για 1,5 λεπτό. Grazie Presidente. Voglio innanzitutto esprimere le mie sincere congratulazioni alla Presidenza danese per l'ottimo lavoro svolto e per gli importanti risultati raggiunti nell'ambito del semestre europeo. Mi complimento in particolare per le eccellenti capacità negoziali dimostrate che hanno contribuito in maniera seppure un po' articolata alla conclusione di una diatriba volgare e assurda qual è stata quella dell'assegnazione della sede della Corte per i brevetti. In qualità di relatore ho consentito con rammarico al rinvio del voto finale a seguito della proposta unilaterale del Consiglio di emendare la proposta di regolamento, ma non posso non rilevare che questo modo di operare è inaccettabile, che intacca gravemente l'equilibrio istituzionale dell'Unione Europea, soprattutto in un argomento e in un provvedimento fondamentale per stimolare la crescita economica dell'Unione Europea in settori chiavi come quello dell'innovazione. Provvedimento in cui il Parlamento ha avuto una linea programmatica e costruttiva. Esprimo quindi la mia profonda amarezza verso l'accaduto ed invito il Consiglio dei Ministri rappresentato dalla subentrata Presidenza cipriota a trovare al più presto una soluzione sulla sostanza e sulla procedura. Non sarà questo Parlamento a fare fallire un progetto portato avanti da oltre 30 anni, né questo Parlamento permetterà che le regole che disciplinano i rapporti interistituzionali siano modificate unilateralmente da qualsivoglia istituzione. Grazie. Δίδω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Juan Fernando López Aguilar για 1 λεπτό. Señor presidente, señora primera ministra, la presidencia danesa fue saludada con expectación alentadora en manos de un gobierno de elección reciente en el peor momento de la peor crisis de la Unión Europea. Pero 6 meses después, reconociendo los avances en materia energética y en la respuesta ante la crisis, el balance no puede ser satisfactorio porque